Conferenza dei servizi oggi al Comune di Favara, dove l'amministrazione comunale ha incontrato i responsabili dell'Accademia Comunale di Arte, Cultura e Legalità. L'incontro svoltosi a Palazzo di Città è servito a programmare la 15ª stagione del corso di disegno e pittura, diretto dal maestro Vincenzo Patti. Quali sono le novità di quest'anno e cosa deve fare chi vuole partecipare a questo corso? Bene. Intanto le novità intanto i corsi partono subito ora nel prossimo mese, a dicembre, giorno 10 del prossimo mese, presso il Castello Chiaramontano della nostra città. Nell'occasione consegneremo altresì gli attestati a tutti coloro i quali hanno partecipato ai corsi precedenti. Per quanto riguarda invece i modelli si possono trovare, i modelli di iscrizione naturalmente, si possono trovare presso la nostra biblioteca comunale Barone Antonio Mendola, sita in piazza Cavourri. Corsi gratuiti che iniziano il prossimo mese di dicembre e che si svolgono presso le aule della Scuola Media Capitano Vaccaro di via Capitano Callea. Al municipio di Piazza Cavour si è presentata anche la novità che amplia l'offerta culturale della città, ovvero il laboratorio di teatro, curato dall'Associazione Teatrale Gio 90 San Vito. Quest'anno l'Accademia Cultura, Spettacolo e Legalità e Pittura del Comune di Favara, guidata dal maestro Patti, si è arricchita di un'altra energia culturale e teatrale del mondo dell'associazionismo favarese. L'Associazione Culturale Gio 90 San Vito ha fatto sì che sinergicamente, con un protocollo d'intesa con l'Accademia Comunale che dicevamo poco fa, sta portando avanti questa novità che riguarda appunto il teatro, quindi la cultura, la lettura, concorsi di recitazione, volendo realizzare diversi obiettivi e volendo raggiungere appunto diversi obiettivi. L'obiettivo primario è quello di far avvicinare alla lettura i ragazzi, quindi avvalendosi degli istituti scolastici, facendo sì che questi ragazzi si avvicinino al mondo della lettura e al mondo teatrale. All'incontro, a cui hanno partecipato anche alcuni dirigenti scolastici locali, si sono poste le basi per l'organizzazione della prossima festa della legalità, in programma per l'11 maggio 2013. Sono ormai due associazioni, un'associazione in maniera particolare l'Accademia, che sta sviluppando nel nostro comune davvero un'opera davvero interessante che riguarda non soltanto i ragazzi ma anche le generazioni degli adulti, e dall'altro ormai la consolidata festa della legalità che teniamo nel nostro paese, che vede coinvolte le scuole in maniera particolare, ma l'intera comunità favarese. Essendo una donna di scuola non posso essere altro che molto felice e contenta, perché sono delle iniziative sicuramente di valenza formativa ed educativa. Per quanto riguarda il corso di disegno e pittura, che sarà esteso a tutto il tessuto di Favara, è interessante perché va in atto la creatività della persona. La nota, diciamo, tra virgolette, la nota di novità di quest'anno è il teatro attraverso l'associazione Gio di San Vito, ed è esteso solamente ai ragazzi di scuola primaria, ed è molto bello, dove l'alunno, diciamo, tra virgolette, timido esce fuori con la sua fantasia, con la sua creatività, e speriamo che vada in atto. E poi per quanto riguarda la legalità, si è decisa di farla come manifestazione conclusiva e finale il secondo sabato del mese di maggio,